Il suo addio pochi giorni fa alla Lega e a Salvini aveva fatto rumore. Per anni spin doctor del leader del Carroccio, Luca Morisi, era il potente capo della comunicazione, l'artefice di quella che era stata soprannominata la bestia, una vera e propria macchina da guerra social. Questioni familiari la motivazione ufficiale del passo indietro che ora però assume altri contorni. Morisi infatti risulta indagato dalla Procura della Repubblica di Verona per una vicenda di droga. Tutto sarebbe iniziato lo scorso agosto quando i carabinieri di Belfiore fermano alcuni giovani con un flacone di una sostanza forse stupefacente. Uno dei ragazzi sostiene di averla avuta da Morisi in persona, che ha una proprietà in un cascinale ristrutturato in paese. Scattano quindi le indagini e una perquisizione nell'immobile dove viene rinvenuta della droga in quantità definibili per uso personale, quindi un illecito amministrativo e non penale. Sarebbe stato sequestrato anche materiale informatico. In giornata l'ex guru ha chiesto scusa alla Lega, al suo segretario e ai suoi familiari, come ha riferito lo stesso partito in una nota. Non ho commesso alcun reato, ma la vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo. Le parole di Morisi. Poco dopo il pensiero via Facebook di Salvini: hai fatto male a te stesso, ma conta su di me, ti voglio bene. Il messaggio, ma la vicenda, per quanto personale, diventa subito politica a poco meno di una settimana dal voto delle amministrative. Io noto un doppio peso sui social di Salvini, gestiti appunto dallo stesso Morisi, che venivano subito, si parlava subito di spaccio, di lotta allo spaccio, di lotta alle droghe, di questo, quell'altro, e poi dall'altro che nella loro casa le droghe la consumano. Sulla falsariga i 5 Stelle con Erika Valdina, che si concentra su quello che è stato il ruolo della cosiddetta bestia. Che è stato un sistema per gettare molto spesso fango, fake news, vero e proprio odio su persone o partiti, rappresentanti insomma politici. Questa cosa è stata avallata proprio da Salvini. Di vicenda personale parla Fratelli d'Italia. È un problema di natura individuale, cioè qui c'è un individuo che si è comportato male, non credo che abbia commesso reati, non mi risulta, non mi pare di aver letto che il problema sia legato al reato, ma a un comportamento che è sicuramente distante